Invece, dall'altra parte abbiamo visto una fotografia mentre abbracciavi De Laurentiis. Probabilmente è No, l'unico. abbracciare una foto, non è... però vabbè. Festeggiavi con De Laurentiis, probabilmente una promozione. No, no, non era una promozione, lì era il Napoli che comunque stava lottando per lo scudetto con gol di Mascara, anche se io gli dissi in quell'occasione eravamo in treno, lo incontrai, c'eravamo io, Michele Cantalupo e Pasquale del Connola. Praticamente dissi, Presidente, però se avessi acquistato due giocatori più importanti il Napoli ce l'avrebbe fatta, anche perché lui mi guardava quasi inviperito, anche perché il Milan acquistò Van Bommel, Cassano e un altro giocatore che in questo momento mi sfugge, fece tre acquisti importanti. Il Napoli doveva acquistare Hiller e addirittura non lo fece, che poi venne al San Paolo e segnò proprio il gol senza esultare, se ti ricordi. De Laurentiis fece anche un'uscita in ritiro a Di Maro dove disse avete sempre sguazzato nella merda mentre adesso puntini puntini. Ci rimanesti un po' male. No, un poco, tanto. E lì capì che la stampa napoletana non era più quella di ieri. Non c'erano più i degni, i Presi Simoni, Masiello, i Pacileo e gli altri, perché sinceramente un tipo di stampa diverso, perché credo che tutti avrebbero dovuto lasciare le telecamere, i microfoni e andarsene, perché comunque alla fine, se sono un giornalista pubblicista, credi che comunque ci deve essere il rispetto per una categoria. Io lì capì che dovevo lasciare tutto e non sono andato poi successivamente più, già lo facevo da tempo in tribuna stampa, anche perché le domande si dovevano preparare e a me non sembra giusto che una domanda va preparata dalla stessa società, perché Baldari voleva sempre il foglietto di quello che dicevamo, io dissi no, 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 non faccio questo. Lui disse ma allora non puoi, io dissi no, io posso, perché come ci sono gli Alvini, De Maggi e gli altri che si ritengono giornalista tifosi, io lo sono davvero, forse sono il principale protagonista. Poi navigare nella merda, io lo risposi, la nostra merda ti ha reso ricco, però tutti spensero le telecamere, io ci rimasi molto male. E furono in pochi ad appoggiarmi, anche perché avevo fatto due domande che non erano mio personale, ma erano domande della tifoseria. Una era che diceva Presidente, il tifoso ha il terzo sogno nel cuore, però non lo faccio attraverso la stampa, lo faccio direttamente lei con il tifoso. E poi le ha detto lo stadio è infatiscente, che lui aveva detto lo stadio era un cesso. Io non, non ho voluto praticamente utilizzare quel termine. E lui disse, lei navigava nella merda, navigavate nella merda 12 anni fa. Io dissi, la nostra merda ti ha reso ricco. A malincuore perché una persona più grande di me di età, però credo che in quell'occasione aveva offeso un popolo, perché la mia domanda non era personale, perché il tricolore non me lo portavo a casa nel letto, oppure non mi portavo praticamente i biglietti degli altri a casa mia. Il biglietto ognuno lo paga ed è giusto che venga soddisfatto. Il tifoso non era soddisfatto, infatti dopo tanto tempo abbassò i biglietti, seguì il mio consiglio che poi aveva offeso.